Signor Governatore Avvocato Mariella Sciammetta, signor immediato past Governatore Dottor Angelo Collura, signori Presidenti, autorità lionistiche, amiche ed amici Lions, signore ed egregi signori, buongiorno. Sono Sonia Siracusa, cerimoniere del Lions Club Agrigento Valle dei Templi e vi porgo il benvenuto in occasione della cerimonia di apertura dell'anno lionistico 2020-2021, secondo anno della fondazione del nostro club, nel corso della quale sarà donato un cursore tattile per non vedenti. Vi invito ad alzarvi in piedi per l'ascolto degli inni, coreano in onore del Presidente internazionale, europeo e italiano. Al termine dell'esecuzione degli inni vi chiedo di rimanere ancora in piedi per la lettura degli scopi del Lions Club International e la preghiera dei Lions. Scopi del Lions Club International: organizzare, costituire e sovrintendere clubs di servizio denominati Lions Clubs, coordinare le attività e omogeneizzare l'amministrazione dei Lions Clubs, creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo, promuovere i principi del buon governo e della buona cittadinanza, essere parte attiva del benessere civico, culturale, sociale, morale della comunità. Unire i clubs con vincoli di amicizia, socievolezza e comprensione reciproca. Fornire un luogo per aperti dibattiti su qualsiasi tema di interesse pubblico, con l'eccezione della politica di parte e del settarismo religioso. Incoraggiare le persone disposte al servizio a servire le loro comunità senza personale vantaggio economico. Incoraggiarne l'efficienza e promuovere alti livelli etici nel commercio, nell'industria, nelle attività pubbliche e nell'impegno privato. Vi ringraziamo, Signore,
per essere qui riuniti per diventare migliori e per poter servire meglio i nostri simili. Dacci, Signore, l'umiltà, la conoscenza e la forza necessaria per compiere insieme i nostri doveri, con entusiasmo e tenacia. Dacci la bontà e la tolleranza per rispettare le opinioni degli altri ed alimentare in tutti l'aspirazione a servire l'umanità che soffre. Proteggi la nostra grande famiglia laionistica che lavora oggi, come sempre, per il culto dell'amicizia, dell'amore per il prossimo e del servizio disinteressato. Benedici, Signore, il nostro lavoro. Potete accomodarvi. Questa mattina ci onora della sua presenza e lo salutiamo con un caloroso applauso il governatore del distretto 108 YB Sicilia, avvocato Mariella Sciannetta. Sono altresì presenti e li salutiamo accomunandoli in un unico applauso finale al termine della loro presentazione i signori: l'immediato PAS governatore del distretto dottor Angelo Collura, il segretario distrettuale dottor Diego Taviano, il cerimoniere distrettuale dottoressa Lucrezia Lorenzini, il presidente della 10ª circoscrizione dottor Nicola Scaturro e gentile consorte, il presidente della zona 26 cavaliere Emanuele Farrugia e gentile consorte, il vicepresidente nazionale della SOSAN professor Francesco Pira, il direttore della rivista distrettuale dottor Walter Buscema, il direttore del giardino della Colimbetra dottor Giuseppe Lopilato e gentile consorte, il presidente dell'Unione Italiana Cechi di Agrigento, delegato del governatore nei rapporti con l'Unione Italiana Cechi dottor Giuseppe Vitello, il presidente del club Agrigento Host, professoressa Barbara Cappucci, che ci raggiungerà a breve, il presidente del club Zolfare, dottor Calogero Patanella e gentile consorte, il segretario della 10ª circoscrizione, dottor Marco Maggio e gentile consorte, il segretario del club Agrigento Host, ingegnere Achille Furioso e gentile consorte, il segretario del club Agrigento Chiaramonte, dottor Angelo Alfano e gentile consorte, il segretario del club Zolfare, ragioniere Antonio Graceffo. Agli officers distrettuali, a tutti i Melville Jones Fellow presenti, a tutti gli officers di club, porgo il mio più cordiale saluto di benvenuto. Si dà lettura dei messaggi pervenuti. Messaggio dell'avvocato Salvatore Giacona. Carissima Mariella, carissima Presidente, ti ringrazio per il cortese invito che ho molto gradito, ma che non posso onorare per precedenti improcrastinabili impegni. Desidero comunque esprimerti il mio apprezzamento per come hai interpretato il ruolo che i soci ti hanno affidato, nella certezza che altrettanto farai in questo nuovo anno, tenendo solo presenti i valori dell'Aionismo e gli scopi della nostra associazione, nella consapevolezza che il We Serve deve essere l'unico obiettivo cui ognuno di noi Lions deve tendere. Un forte abbraccio, Salvo Giacona. Messaggio del primo vice governatore, dottor Franco Ciriglio. Carissima Mariella, ti ringrazio per il graditissimo invito, ma coincidenti impegni precedentemente assunti mi impediscono di poter partecipare alla vostra cerimonia. È comunque mio vivo desiderio formulare i miei più cari auguri per questo anno sociale, sicuro dell'impegno che saprete profondere per il servizio alla collettività. Un saluto affettuoso a tutti i soci. Francesco Cirillo. Messaggio del secondo vice governatore, dottor Maurizio Gibilaro. Carissima Presidente, amica Maria, ti ringrazio per il gradito invito al quale con grande rammarico non potrò partecipare per concomitanti impegni precedentemente assunti. Complimenti per l'anno di servizio appena trascorso, che hai saputo portare a termine anche se parzialmente interrotto dalle note vicende Covid, nella speranza che l'anno appena iniziato possa essere migliore del precedente. Auguro a te e a tutti i soci un proficuo lavoro. Ad Maiora. Messaggio del cerimoniere distrettuale Luciano Calugnato. Carissimi, ricevo con piacere il vostro graditissimo invito, ma mio malgrado non posso presenziare per esigenze personali e familiari. Spero che in altra occasione possa essere con voi per onorare in pieno la vostra affettuosa ospitalità. Auguro un'ottima riuscita di cerimonia ed un proficuo anno di servizio. Un abbraccio, Luciano Calugnato. Prende la parola per il saluto di benvenuto il presidente Lion Mariella Antinoro. Governatore, immediato pasti governatore, presidente di circoscrizione, presidente di zona, amici Lions, gentili ospiti, benvenuti.
Grazie di cuore per esserci oggi, per essere qui con noi, con tutta la squadra, per vivere questo momento di apertura. La squadra ha voluto dare un significato incisivo a questa giornata, donando un cursore tattile al meraviglioso giardino della Colimpetra, ed è per questo che oggi abbiamo presente il direttore della Colimpetra, il dottore Giuseppe Lopilato, e il presidente dell'Unione Italiana Cechi, il dottore Giuseppe Vitello, che è delegato del governatore nei rapporti con l'Unione Italiana Cechi. Oggi doneremo il cursore, ma la cerimonia si svolgerà il 16 ottobre. Siamo stati invitati dal dottore Lopilato e si svolgerà alla Colimpetra il giorno 16 ottobre nella tarda mattinata, in quanto quel giorno è prevista l'inaugurazione della cartellonistica alla Colimpetra. La cerimonia e l'anno sociale che è appena trascorso è stato un anno ricco di eventi, portato avanti, e devo dire grazie a tutta la squadra, con tanta armonia e tanta serenità. Possiamo dire che abbiamo portato avanti, anche se in momenti delicati, tanti service, siamo stati poi interrotti e i nostri service sono rientrati in quella dimensione sospesa dove siamo rientrati tutti noi, e abbiamo convertito il nostro modo di fare servizio appoggiando quei fari di luce che accorrevano e accorrono, continuano ad accorrere a sostegno dei meno fortunati. Devo dire grazie a tutta la squadra dell'anno appena trascorso, e per questo voglio fare come dono, voglio farvi vedere poche immagini, non sono tante, questione di qualche minuto, delle lunghe ore trascorse dai soci che si sono impegnati a realizzare i service e ad attenzionare la comunità. Vabbè, commenta tu a viva voce, lo stesso, anzi meglio, più estemporaneo, dai. Questo è il service Interconnettiamoci con la testa. Il delegato è stato Peppe Iacono, portato egregiamente avanti da Francesco Pira, dal professore Francesco Pira e dalla nostra Stefania Laporta. Abbiamo avuto la presenza del Pasti Governatore che ci ha seguito lungo tutto il percorso. Abbiamo donato un cursore tattile alla Valle dei Templi ai piedi di Oscuri, ed è stato letto direttamente da un sostituto del presidente dell'Unione Italiana Cechi. Abbiamo raccolto pure, ci siamo dedicati alla raccolta degli occhiali usati, là abbiamo poche immagini, e poi alla Sala Zeus abbiamo affrontato con il delegato, il dottore Nicola Scaturro, e il dottore Contello, che è il marito della nostra vicepresidente, le malattie della terza età. Abbiamo avuto grandi professionisti presenti, grandi relatori, è stata una giornata molto particolare. E questo è a Natale, dal periodo di Natale siamo stati al Teatro Pirandello, è stata una grande sfida. La nostra socia Antonella Monreale è una persona molto attiva, ha presentato con la sua associazione Arcobaleno, è stata un'operazione
un'opera scritta e diretta da lei, Anime che si chiamano, praticamente ha dato parola a diverse persone che si sono distinte che hanno lottato nel rispetto della legalità, che si sono distinte e che sono morte anche per mafia. Abbiamo avuto l'intervento del padre di D'Agostino, che è stato uno della scorta, un componente pure della scorta. Abbiamo avuto l'intervento del sindaco, e questo è stato un evento importante, è stato condotto dalla nostra Margherita Trupiano con grande professionalità, è una giornalista e ha condotto l'evento in maniera magistrale. È la moglie del nostro socio Arturo Candella. Questo evento ci è servito per comprare un po' abbondantemente dei vaccini da destinare a bambini di comunità lontane, di comunità disagiate. Avevo messo solo qualche foto. Questa è la nostra brillante cerimoniera, che è impeccabile, veramente impeccabile, tutto, complimenti. Abbiamo avuto l'entrata del nostro tesoriere, oggi tesoriere della nuova squadra, presentata dal nostro Francesco Pira, e questo dopo Natale. Siamo stati al reparto di pediatria dell'ospedale di Agrigento. Abbiamo donato praticamente quello che ci hanno chiesto. Serviva una libreria, perché la libreria Giunti del Valle dei Templi aveva raccolto donati dalle persone che entravano ad acquistare libri. Avevano 400 libri messi nelle scatole che non riuscivano a collocare, e quindi non potevano essere sfruttati dai bambini o anche dai genitori che sostavano nel reparto. Abbiamo donato questa libreria, siamo stati nella ludoteca e abbiamo girato un po' i clown. Abbiamo avuto i clown dell'associazione VIP Viviamo in Positivo di Caltanissetta, che per la prima volta sono venuti con grande felicità ad Agrigento. Sono dei professionisti e hanno dato tanta felicità ai bambini e ai degenti. Abbiamo portato avanti il poster per la pace. Siamo stati in 2 scuole, e tra questi bambini quello che ci ha colpito tanto è che il più bel disegno è stato involontariamente fatto. È stato premiato un disegno ad una bambina che stava molto male e che aveva faticato tanto per poterci lavorare. Abbiamo avuto pure il dottore Paolo Valenti ad Agrigento. Abbiamo portato avanti il service sullo sport, un mondo che unisce le differenze. Si sono incontrati ragazzi di colore, si sono incontrati, scusate l'espressione, tanti ragazzi si sono incontrati per l'inclusione. È stata premiata l'inclusione con grande soddisfazione del dirigente, che ci ha invitati a ritornare. L'evento è stato condotto dal nostro Gaetano Liotta. Va bene, continuiamo. Io gradirei che la nuova squadra dello staff potesse venire al tavolo di rappresentanza, perché gradirei donare lo spillino. Alessandro Gibella, segretario, Sonia Siracusa, cerimoniera, Antonio Russello, tesoriere, Susi Iacono, primo vicepresidente, e Francesco Prira, secondo vicepresidente. Vi porteremo via solo qualche minuto.
senza mascherina. No, posso bisogno. Vediamo in casa. Io sono musicale. A posto, grazie. Ok, va bene, dai. Perfetto. Stiamo cominciando, governatore, a lavorare, abbiamo cominciato già a programmare, a mettere in cantiere già qualche service, ne parleremo da domani perché ci siamo dedicati a questa giornata e vogliamo donare un canestro ad una struttura a cui ci appoggiamo ogni tanto, alla Chiesa San Pietro e Paolo, dove ci sono dei ragazzi disagiati perché c'è uno spazio per poter giocare e passare anche del tempo in maniera positiva. Per la programmazione noi abbiamo l'incontro il giorno 6 di ottobre con il governatore per la visita amministrativa e quindi la programmazione la rinviamo a quella data. Ringrazio il governatore per la sua presenza, per la sua sensibilità, per essere sempre presente. Ringrazio l'immediato past governatore che ci ha seguito costantemente in questo percorso. Ringrazio il presidente di circoscrizione della 10ª circoscrizione, il dottore Nicola Scaturro, e il presidente di zona 26 Emanuele Farrugia, tanto per l'affetto che mi lega, per la disponibilità, per la collaborazione, per la costante collaborazione. Ringrazio anche i nostri Lions Guida che ci hanno guidato l'anno appena trascorso e che continueranno ad avere con noi una collaborazione, Walter Buscema e Alfonso Falzone. Ringrazio anche il segretario distrettuale e la cerimoniera distrettuale che nella preparazione di questo evento sono state un punto di riferimento e continueremo a collaborare e a portare avanti così in maniera ancora più serena questo anno sociale. Grazie anche ai presidenti, grazie ai segretari, perché abbiamo trascorso un anno sereno. Nella nostra zona io penso che ci sia tanta armonia e tanta collaborazione e così continueremo nell'attività futura. Ringrazio il dottore Carmelo Vitello che è stato presidente di zona dell'anno appena trascorso, perché è stato un punto di riferimento per me personalmente come presidente e per tutto il club. Trascorreremo questo anno sociale in linea con le direttive del governatore, all'insegna, come lei ci ha indicato, dell'umiltà, della consapevolezza nell'essere Lion, della generosità e soprattutto della gentilezza. Sono dei sentimenti che già abbiamo cominciato a vivere quest'anno, ci impegneremo ancora di più e oggi abbiamo cominciato ad essere anche sobri, secondo le sue indicazioni, eliminando tutte quelle cose che per noi sono superflue, ma con il ricavato aiuteremo chi ne ha bisogno. Io vi ringrazio, auguro a tutti un sereno anno sociale a tutti i Lions e un sereno anno a tutti noi che ne abbiamo bisogno per i momenti che stiamo vivendo. Grazie e buona continuazione di mattinata. Si
procede alla consegna del Melvin Jones Fellowship, un importante riconoscimento della Fondazione LCI Foundation. Il governatore, avvocato Mariella Sciammetta, consegna il Melvin Jones al presidente Mariella Antinoro per il servizio prestato nella comunità e per l'invio di vaccini contro il morbillo a bambini di comunità disagiate e lontane. Lion dal 2014, cerimoniere di club dal 2016 al 2019, vice cerimoniere distrettuale nell'anno sociale 2018-2019, presidente fondatore club anno sociale 2019-2020. È tutto meritato. Non è solo, c'è scritto il mio nome, ma è di tutta la squadra, perché tutta la squadra si è impegnata a portare avanti un anno sociale ricco di attività, ricco di serenità. Brava, complimenti. Diamo il benvenuto al presidente del club Agrigento Chiaramonte, professor Giovanni Celauro, e la gentile consorte, e al professor Carmelo Vitello e alla moglie. I componenti del club fanno dono di un cursore tattile per non vedenti e ipovedenti al giardino della Colimbetra e invito il dottor Giuseppe Lopilato ad alzarsi per la consegna. E invito il presidente dell'Unione Italiana Ciechi, dottor Giuseppe Vitello, ad avvicinarsi al tavolo della presidenza. sì, Così glielo Giuseppe. spostiamo un pochino così. Ok. Sì. Ok. Sono felicissimo di essere qui con voi innanzitutto. Faccio complimenti alla squadra che ha appena smesso, diciamo, il proprio impegno annuale. Ho visto le iniziative che avete realizzato davvero straordinarie, una più bella e più importante dell'altra. I miei più sinceri complimenti e naturalmente faccio i miei migliori auguri alla nuova Presidente e alla nuova squadra che inizia il nuovo anno sociale, perché insomma, visto il profilo del Lions così qualificato, sono sicuro che anche voi quest'anno raggiungerete dei traguardi davvero importanti e significativi per voi, per la vostra soddisfazione di persone impegnate nel sociale, ma anche per la nostra società che ha bisogno del contributo di tutti quanti noi. E io vi do un brevissimo saluto dal giardino della Colimpetra e voglio farlo con le immagini del giardino, visto che per ora siamo impediti dalla mascherina a parlare. Vi propongo un breve video e poi alcune fotografie e dopo vi spiegherò cosa ho scelto per voi. Mi metto di lato.
possibilità di vedere la bellezza ritrovata del giardino della Colimpetra. 20 anni fa non era così, faccio vedere le immagini come era 20 anni fa. Sono immagini che parlano da solo, lo vedete. Il giardino è stato abbandonato perché gli ultimi agricoltori erano andati in pensione e quindi ecco il disastro, si era inselvatichito, andiamo avanti, ecco, e insomma la bellezza di cui parlava l'abate di Sennone si era smarrita, l'agrumeto si stava diradando, si stava perdendo, gli ultimi alberi erano aggrediti dai rovi, sopravvivevano a stento, molti erano morti. Noi abbiamo sostituito il 40% degli alberi storici, per fortuna il 60% è rimasto. Andiamo avanti, ecco, poi siamo arrivati noi nel 2000, abbiamo iniziato i lavori esattamente 20 anni fa, lunedì 4 settembre 2000, quindi 20 anni di lavoro che hanno portato alla ricostituzione, diciamo, e al nuovo splendore del giardino della Colimpetra. Andiamo avanti, ecco, nel 2000 questa immagine era in quel modo lì. Nel 2000 ecco le condizioni di abbandono, nel 2001 quando abbiamo finito i lavori di recupero agronomico e paesaggistico, ecco gli alberelli giovani al posto degli alberi morti che abbiamo sostituito, e in questa immagine nel 2016 il giardino completamente ritrovato, completamente perché ha recuperato non solo la bellezza ma anche la sua capacità produttiva. Queste immagini meravigliose con cui accogliamo i nostri visitatori, insomma, ecco, sono il risultato del nostro impegno. Io spero, Presidente, di potervi accogliere al Giardino della Colimpetra in un'occasione speciale e personalmente avrei l'onore di farvi una visita guidata del nostro giardino. Ci tengo tantissimo, spero che riusciamo a trovare magari la prossima primavera o quest'autunno, decidiamo insieme. Io sono felicissimo ancora di essere qui. E soprattutto questo cursore che ci avete regalato è un'idea meravigliosa, meravigliosa. Noi il giorno 16 inaugureremo i nuovi cartelli, sono cartelli botanici disegnati da una bravissima disegnatrice botanica che lavora anche per la Royal Horticultural Society di Londra, ma è italiana, e nell'ambito di questa iniziativa per noi così importante collocheremo il vostro cursore. Al Presidente dell'Unione Italiana Ciechi voglio dire che il Giardino della Colimpetra ha una fortuna. Si può vedere ovviamente, non c'è dubbio, ma si può anche sentire con i propri sentimenti. Si possono toccare le piante, l'odore, specialmente in primavera, ma non solo in primavera quando c'è la zagara che diciamo, è il periodo di maggiore splendore, ma si può anche ascoltare perché ci sono i suoni della natura, dell'acqua, degli ipogei, degli animali che ancora vivono lì. Quindi è un luogo davvero in cui tutte le persone possono stabilire un contatto con i propri sentimenti e viverlo. Quindi aspettiamo i vostri iscritti e anche lì avrò il piacere di ricevervi, Presidente, in un'occasione speciale che vogliate voi dedicare al nostro giardino. Grazie a tutti. Interviene il Presidente dell'Unione Italiana Ciechi, Dottor Giuseppe Vitello. Grazie a Mariella per l'invito e grazie per l'attenzione che questo club dimostra ancora una volta verso il mondo della disabilità. Si parla qua di turismo inclusivo. Oggi il disabile non è più il signore sulla sedia col plaid sopra le gambe, ma è una persona che può e vuole accedere al mondo della cultura e dalle nostre parti ce n'è tanta. Negli ultimi anni tutto il parco della Valle dei Templi ha avuto un'attenzione particolare per i disabili, non solo sensoriali ma anche motori. Sono state tante le attività che ha messo in campo per consentire a tutti i disabili, sia motori che sensoriali, di poter godere delle bellezze della Valle dei Templi e tutto il parco archeologico. Perfino la BBC è venuta a fare un servizio. Il disabile oggi non è quello di una volta, ma perché tante cose gli consentono di vivere una vita quasi alla pari degli altri. Si parla di integrazione, si parla anche di inclusione. Integrare vuol dire far stare il disabile dove stanno gli altri, includere vuol dire fargli fare quello che fanno gli altri. E avere un cursore tattile, avere mappe tattili, consente a una persona che non vede di orientarsi all'interno di una zona archeologica. Diceva poco fa giustamente il direttore Lopilato, il parco si può vivere anche con altri sensi e non solo con quello della vista. Saint-Exupéry nel Piccolo Principe diceva che l'essenziale è invisibile agli occhi. Certo, sicuramente ogni sito può godersi non solo con la vista ma anche
come giustamente diceva lui, con il odorato, con il tatto, con altri sensi che abbiamo e che chi vede spesso sottovaluta. Poco fa ha mostrato delle immagini che io sicuramente non ho visto, ma ho sentito gli uccellini, ho sentito l'acqua che scorreva e mi immaginavo, e anche se non si potevano sentire ho sentito pure i profumi, pensavo all'erba, pensavo alle foglie, pensavo ad altre cose. Quindi anche un non vedente può godere di certe cose se ha così la mente aperta e l'animo aperto a ricevere e a godere di queste bellezze. Quindi grazie ancora a Mariella, grazie al direttore per aver accolto questo cartellone, e mi auguro che anche in altri siti, specialmente quelli pubblici, e purtroppo non è sempre così, nonostante tutte le leggi che regolano il settore dell'abbattimento delle barriere, sia fisiche che virtuali, non è sempre così, e molte persone disabili, non solo sensoriali come il cieco, come il sordo, ma specialmente quelli motori, a volte sono inibiti nel poter accedere a tanti siti, a quello che è il patrimonio di tutti, quindi anche del disabile. Grazie e buona giornata. Prende la parola adesso il presidente di zona 26, cavaliere Emanuele Farrugia. Solo per un breve saluto, sono particolarmente commosso per trovarmi qui quest'anno con il compito di presidente di zona. Ringrazio, è la prima volta che ringrazio il governatore per aver scelto me. Ed è un compito abbastanza gravoso, però sicuramente gravoso sia perché è la continuazione di quello che ha fatto Carmelo Vitello, che saluto e che stimo tantissimo e che ha lavorato tantissimo lo scorso anno. Però ho una fortuna, nella sfortuna, di ritrovare gli stessi presidenti che lo scorso anno erano con me, e quindi è un gruppo affiatato, ci conosciamo, basta guardare negli occhi per portare avanti le iniziative che quest'anno spero siano tante e che il Covid non ci fermi come ci ha fermato lo scorso anno. Sicuramente punteremo nel settore della solidarietà, ci sostituiremo in tantissime iniziative sulla formazione e sulle attività nel sociale ad enti che purtroppo spesso non si impegnano in questo settore, e noi in questo. Ecco, voglio ricordare per esempio che una delle prime iniziative che ci saranno nella zona, il 19 di settembre, allo Spazio Temenos, i Leo, noi siamo fortunati di avere anche i Leo nella nostra zona, i Leo con Agrigento Host faranno un cineforum sul Livatino. Il 21 di questo mese ricorre il 30° anniversario della morte di Rosario Livatino, per cui vi invito ad essere presenti. E questa è la prima delle tante occasioni che avremo insieme agli altri club, Agrigento Chiaramonte e Agrigento Host, naturalmente Valle dei Templi e Zolfare, per riprendere, ripartire e rimetterci in moto dopo un anno che ci ha visto soffrire, però nello stesso tempo dimostrare che siamo forti, che abbiamo dato tanto a questa società, a questa collettività. Grazie a tutti. Ringrazio voi, ringrazio le autorità lionistiche che sono presenti, entrando ho messo testa immediatamente su due temi che hanno un valore centrale nel futuro, non solo delle città in generale, della nostra in maniera particolare. Parlare del recupero di Colimbetra è parlare di un ritorno al passato che ti lancia al futuro. Grazie alla costanza, alla visionarietà di alcuni, e questo è un dato che vale la pena valorizzare perché possa essere emulativo, e quando le cose buone diventano emulative si riesce a fare amplificazione, si riesce a fare rete, si riesce a costruire davvero futuro. Quell'esperienza nacque proprio dalla costanza, dalla visionarietà di una persona che da quella che era una sorta di discarica pubblica ne ha fatto diventare il giardino degli dei che fu e che è tornato ad essere, con una implementazione che è andata avanti nel tempo, che è andata avanti negli anni, e proprio in questo ultimo quinquennio c'è stata poi la chicca definitiva con l'acquisto della casetta
sul pianoro, che sarà il primo punto, mi piace ricordarlo, c'è l'Opilato, che sarà il primo punto di approdo alla Colimpetra, cioè arrivi lì e ti si spiega il percorso di Colimpetra. È stata una bella operazione che mi piace aver condiviso sin dalla genesi con FAI, con l'Opilato, con il presidente nazionale Carandini e col vice Magnifico. E oggi è una bella realtà che ha ampliato gli asset di offerta turistica della nostra città. Poi ho trovato molto incisivo l'intervento di Peppe Vitello, cui mi lega un'amicizia, oramai posso dire Giuseppe antica, 27ennale, per le cose che ha detto, perché legandosi all'esperienza di Colimpetra ha parlato di disabilità e ha parlato di valorizzazione anche del tema delle disabilità in una logica che sia una logica inclusiva e soprattutto una logica di ricchezza, perché molto spesso quando ascolti, così come è accaduto un momento fa, chi la disabilità la vive, comprendi molto spesso tutto ciò che tu ritieni ordinario di scontato, come nella vita nulla sia scontato e nulla sia ordinario, e riesci a valorizzare ogni elemento della tua esistenza. Quindi lo ringrazio per questa sua testimonianza e grazie di cuore al Lions per quello che in questi anni hanno potuto realizzare, saputo realizzare, il vostro come altri club Lions di Agrigento, nell'interesse di una crescita della città. Non è un ringraziamento scontato, non è un ringraziamento superfluo, ma è un ringraziamento assolutamente sentito. E quindi mi piace dirlo oggi, alla presenza del governatore, che di questa provincia è figlio. Prende la parola adesso il presidente della 10ª circoscrizione, dottor Nicola Scaturro. Buongiorno a tutti, sono naturalmente molto contento di essere qui con voi per diversi motivi. Uno, perché sono davanti al governatore, a cui va il mio saluto deferente. Secondo, perché c'è l'amico immediato pasta governatore, dottore Collura, un saluto deferente anche a lui, e poi perché oltre all'amico Farrugia, presidente di zona, c'è il presidente del club che sicuramente, lasciatemelo dire, è il miglior presidente di club che sia mai esistito, nulla togliendo agli altri presidenti di club presenti, giusto? Perché è una persona notevolmente, per quello che conosco io, notevolmente capace e di grande spessore. Naturalmente non nominerò tutti gli officer presenti, perché sennò non finirei mai, e così sono grato per questo invito di essere vicino al governatore e vorrei augurare a questo club, al presidente di zona e a tutti i presidenti dei club presenti e a tutti gli officer un buon lavoro per un buon anno 2020-2021. A voi, buongiorno e buon pranzo. Interviene l'immediato past governatore, dottor Angelo Collura. Buongiorno a tutti, è davvero per me un piacere essere qui nella qualità di immediato past governatore, che solo il ricordo di governatore ormai è passato da qualche mese, ma ciò non significa che comunque l'emozione è lo stesso e comunque l'impegno e le aspettative sono sempre tante. Ma ringrazio di cuore davvero intanto la presenza per la visita qui a questo club oggi della nostra governatrice, a cui do davvero il benvenuto, ma soprattutto un grazie all'amica Mariella, perché ancora una volta con la sua gentilezza non ha fatto altro che rispettare quelle che sono, diciamo, dal punto di vista delle regole, ciò che ritengo sia giusto e doveroso. Il nostro presidente, il presidente del Consiglio dei Governatori, l'amico Carlo Sironi, parla proprio
un concetto nell'ultimo discorso che ha fatto e ho apprezzato tantissimo. Tra le cose che ha enucleato, sono 5 aspetti importanti, ha anche parlato di rispetto, ma soprattutto di tanta umiltà. Io ritengo che il laionismo proprio oggi, qui in questa grande valle, mi si è data l'occasione di guardare questa ridente valle che sicuramente rappresenta per noi tutta la storia del passato, da qui la dominazione greca, che è diventata sicuramente patrimonio dell'umanità, in cui oggi il laionismo ripercorre sotto certi aspetti, ripartendo da quelle che sono le nostre radici, come se fosse un catechismo, che abbiamo sicuramente fatto nostro, sotto l'aspetto pedissequo del rispetto e soprattutto diciamo di ciò che sono le regole. Io ritengo che il Lions è per questo, che proprio perché parte da lontano e che comunque guarda sempre più oltre quelle barriere, oltre la collina, sicuramente nelle condizioni di affrontare sempre la prossimità con grande serenità. Oggi sono davvero contento di aver sentito degli interventi davvero di livello. Io sono in questo club, diciamo, colui il quale, a meno di un anno fa, ha avuto il piacere di essere il governatore, padrino, se così si può dire. L'avere messo in vita un club significa aver dato germoglio e visibilità a quelle pulsioni interne che il più delle volte vengono sommesse, vengono sottaciute, vengono messe da parte e vengono fatte soffrire nel silenzio, perché è giusto che magari altri possano avere sicuramente la visibilità che il mondo può offrire loro. Invece no, questo è un mondo che appartiene a tutti, è un mondo che a tutti deve dare la giusta visibilità e a tutti deve dare le occasioni per potersi quindi manifestare. La diversità rappresenta sicuramente il nostro punto di forza e non di debolezza. La diversità è l'occasione da cui deve partire il laionismo per cercare di approntare tutte quelle che sono le difficoltà future. E dinanzi a questo non faccio altro che ringraziare tutti gli amici che sono qui dentro. Io ho fatto davvero tesoro della vostra amicizia, soprattutto molti di voi mi siete stati miei fraterni amici l'anno scorso, e io non voglio parlare di squadra in senso esclusivo, voglio parlare di squadra in senso inclusivo. Proprio ieri ne abbiamo parlato a Zafferana e Tenea, l'inclusività. Io ritengo che non è importante avere dei ruoli, sia che tu possa fare il segretario del distretto o possa fare il direttore della rivista. Quello che conta è essere Lions in un contesto in cui tutti siamo una cosa. Quello che viene fuori è questo concetto nobile del laionismo, un laionismo che diventa azione sul territorio, che diventa volontariato concreto e che diventa occasione per far germogliare le intelligenze come quella dell'amico Vitello, mio amico e, se si può dire, compagno di club. Uso l'espressione compagno, consentimi, perché sa ancora di più intima e di più forte, persona davvero più che altro profonda. E da lì abbiamo capito come veramente il laionismo è un'occasione davvero grande per poter interagire con tutte le nostre coscienze. A noi ci è data davvero un'occasione grande. In questo momento di crisi del sistema, che è una crisi politica, che è una crisi sociale, io ritengo che i Lions possono davvero recitare un ruolo di intermediazione sociale non indifferente e affrontare quindi, come uso un'espressione, generatività. Ecco, sento il pianto del bambino e lì nel pianto del bambino vedo anche l'opera dei genitori che con mano prenderanno questo bambino per cercarlo di immetterlo nella società e affrontare le insidie del futuro. Il Lions oggi ha un ruolo davvero non indifferente, che è quello di prendere una società che sta attraversando momenti davvero difficili e insieme, senza togliere niente a nessuno, ciascuno nel ruolo, ma chiaramente ciascuno non mettendo da parte la sensibilità, l'intelligenza, la capacità, la disponibilità, deve essere messo nelle condizioni di partecipare attivamente al benessere civile e sociale di questa comunità. E allora devo dire che tante cose si sono fatte e proprio per questo, per cercare di non far passare nel nulla quello che è stato fatto, mi sono permesso con grande
soprattutto sacrificio e disponibilità da parte di un imprenditore, di raccogliere, sintetizzare in pochissime pagine tutto ciò che è stato fatto l'anno scorso e la prima copia ho piacere di consegnarla al governatore, che sicuramente ne farà un buon uso e sicuramente sarà un'occasione per riprendere, così come ho detto un'intervista mi è stata fatta ieri, ho detto che alla domanda se io avevo programmi per il futuro, ho detto la fortuna dei governatori, caro sindaco, è che noi ci avvicendiamo un anno dopo l'altro, per cui io non posso parlare più di programmi futuro da governatore, posso solo raccontare le cose che ho fatto. E questa cosa dimostra un altro aspetto importante, il passaggio di testimone da un governatore a un altro, che non è altro il continuum di un'azione che diventa solidarietà concreta sul territorio e che diventa oggi sussidiarietà, e mi aggiungo ancora di più una sussidiarietà culturale, perché riusciamo a dare ciò che altri purtroppo per la mancanza delle occasioni, delle circostanze, della crisi, del dissapore e della indifferenza totale che ormai si assiste tra la comunità, noi riusciamo ad essere punto di riferimento, occasione comunque per elaborare quelle che possono essere delle occasioni di confronto importanti e, perché no, per usare di nuovo l'espressione della generatività, con l'obbligo morale che abbiamo di condurre questa comunità per raggiungere sicuramente obiettivi che possono essere importanti e soprattutto migliorare le condizioni di quanti stanno male intorno a noi. Grazie ancora e buon lavoro. Adesso il Presidente Andinoro ha il piacere di consegnare il nuovo bidoncino del club per l'anno sociale 2020-2021 al Governatore e alle autorità laionistiche intervenute. Attenda. Non c'era, era sotto, ma c'era. Invitiamo il sindaco a ritirare il bidoncino. Io mi devo scusare con il nuovo governatore, ma ero rimasto fermo con lui. Il lockdown ci ha cambiato la bussola a tutti. Quindi mi scuso. Scusa, puoi anche svelare che se qualcuno ti conosce da 27 anni probabilmente... Ancora da qualche anno in più. Quindi è normale quello. Invitiamo il Presidente della Colimvetra, il dottor Giuseppe Lopilato e il dottore Giuseppe Vitello. No, un attimo solo. No. Qualche goccia non finita. Voto. Grazie. Giuseppe, vieni. C'è fotografia? Sì. Dove c'è lì? Sì, vai, verso un po' a destra. Poi andare a sedere, grazie. Invitiamo adesso il segretario distrettuale, dottor Diego Tagliano.
cerimoniere distrettuale la professoressa Lucrezia Lorenzini. Invito il socio Pippo Freni ad avvicinarsi al tavolo di rappresentanza per la consegna di PIN. Distrettuali di club, amici tutti, sarò brevissimo. Il mio intervento, così come il promesso di cerimoniere, non supererà i 4 minuti. È un intervento doveroso perché è un adempimento a cui purtroppo non ho potuto dar seguito durante il mio mandato di presidente della Lions Club Agrigento Chiaramonte, e quindi è doveroso che io oggi comunque completi questo atto. Quindi chiamerei cortesemente l'amico Gaetano Salemi e la professoressa Susi Agona a raggiungermi. Gaetano e Susi, io ho il piacere e l'onore di adempiere ad un che dobbiamo avanti di consegnare ovviamente il riconoscimento a Gaetano. Si tratta del centenario d'oro per il tuo impegno, l'impegno profuso ovviamente durante il mio anno di presidenza, impegno per cui io ti ringrazio sinceramente di cuore per tutto quello che hai fatto, non solo, ma assieme a tanti altri amici che io vedo qua in sala e a tutti coloro i quali hanno reso fattivo ovviamente il mio anno di presidenza, sui quali ovviamente si è concluso in maniera non molto significativa, però ringrazio veramente di cuore. L'altro riconoscimento è per l'amica professoressa Susi Agona. Si tratta di un riconoscimento del centenario, Susi, ed è veramente con grande piacere che ti consegno questo riconoscimento, giusto ovviamente dalla Lions Club, per il tuo impegno e sinceramente per essermi stata anche molto vicina a me, al direttivo, in un anno sicuramente difficile che mi auguro non si ripeta mai più, perché è con molta emozione che sto approcciando oggi io questo discorso. Ok? Vi ringrazio veramente di cuore. Bene. Ho finito, soltanto un attimo, io devo fare un ringraziamento alla Ecoin, Servizi Ambientali. Non so se in sala c'è l'amministratore, lo consegno direttamente all'amministratrice a chi può consegnarlo. La motivazione è questa: aspettabile Ecoin Servizi Ambientali, via Abramo Lincoln. Con la presente desidero manifestare a nome mio personale, del comitato direttivo e dei soci tutti della Lions Club Agrigento Chiaramonte, un sentito ringraziamento per la sponsorizzazione del Service Memorial Ciao Giuseppe, evento sportivo a favore dei giovani della città di Porto Empedocle. Rinnovando la nostra sincera gratitudine, confidiamo che il rapporto instaurato si possa rinnovare in occasione di potenziali future collaborazioni. Grazie di cuore per quanto avete fatto e sono sicuro per quanto farete. Aspetta che c'è anche un piccolo riconoscimento. 4 minuti, va bene? Questo lo dai a Gaspari con i miei ringraziamenti. Io ringrazio tutti per l'attenzione e auguro a tutti veramente un buon anno sociale. Grazie. Prende infine la parola il governatore del distretto 108 YB, avvocato Mariella Sciammetta, ringraziandolo anticipatamente per averci onorato della sua presenza e per l'affettuosità dimostrataci. Carissima Mariella, presidente di club, immediato past Angelo Collura, presidente di circoscrizione Nicolò Scaturro, presidente di zona Emanuela Farrugia, segretario distrettuale Diego Taviano, cerimoniera distrettuale professoressa Lorenzini, Lion Guida Alfonso Falzone, Lion Guida Walter Buscema e responsabile dell'area comunicazione della rivista distrettuale,
Amiche, amici Lions, officer distrettuali ma anche multidistrettuali, complimenti Francesco Pira per la nomina a vicepresidente Sosan. Amiche e amici Lions, grazie signor Sindaco, mi è sfuggito il Sindaco, lo saluterò quando entra, Presidente della Colimpietra e Presidente nonché socio e delegato carissimo Giuseppe Vitello, Presidente dell'Unione Nazionale Ciechi. Io sono particolarmente contenta di essere qui, devo dire, sono arrivata ieri in terra dell'Agrigentino ed sono state giornate belle e intense. Grazie per avermi invitata intanto a questo momento. Ho accettato con grande gioia perché per me venire in luoghi come questo, dove non è facile arrivare, è sempre un grande piacere, perché quando non si arriva in un posto e quindi sono più diradati gli approcci e le frequentazioni, è chiaro che quando hai la possibilità lo fai veramente con grande piacere. E poi in questo club che ho visto all'opera, Mariella la conoscevo già da prima perché come altri soci di questo club sono soci di vecchia data e l'ho vista spesso all'opera e le ho riconosciuto sempre grandi capacità, grandi doti come donna e come Lion. Ed essere qui oggi, questa è una cosa che mi ha sorpreso molto piacevolmente, nel momento in cui ti è stato dato la massima onorificenza, il Melvin Jones, credo che sia stato veramente un momento importante in cui è stato bello esserci e molto emozionante per avertelo potuto dare io, perché tu sai qual è la stima mia nei tuoi confronti e siccome io sono convinta che nulla succede per caso, è bello essere stato qui e avere potuto condividere con te questa bellissima sorpresa. È stato detto, l'anno passato è stato un po' difficile, la pandemia ci ha costretti un po' a cambiare le nostre programmazioni, però è stato fatto tanto e io ringrazio anche l'immediato Past per questa gentilezza che ha avuto nel volermi regalare un libro che guarderò sicuramente e leggerò con interesse. È stato un anno difficile, però vissuto ugualmente con grande intensità, è stato fatto tanto, io lo ricordo perché a volte forse dalle criticità nascono opportunità. Abbiamo colto la criticità e il dispiacere di non poter fare quello che avremmo voluto fare, ma abbiamo colto l'opportunità per essere attivi, presenti, pronti, immediati. Abbiamo scoperto quella nostra grande capacità che forse tante volte non si coglie dall'esterno di essere pronti a servire, di arrivare laddove c'è bisogno, perché forse a volte i nostri percorsi sono un po' più lenti, prevedono tante forme, prevedono diciamo delle tempistiche che forse al bisogno ci fanno arrivare apparentemente un pochino più tardi. Lì non abbiamo avuto il tempo di niente, ci siamo un attimino raccordati e immediatamente abbiamo sentito di agire e lo abbiamo fatto con grande convinzione e con grande efficacia. E qui io oggi trovo un club che ha fatto, e una testimonianza l'abbiamo avuta oggi grazie per avere donato questo pannello tattile. Devo dire che questa iniziativa è stata fatta, visto anche in precedenza, ma anche in altre realtà e sono molto contenta perché intanto ho avuto la possibilità di conoscere il presidente della Colimpetra, che ringrazio per averci fatto vedere, sentire e vivere quelle belle emozioni di un luogo che sembra magico e che spero di poter conoscere al più presto, accettando quell'invito che lei ha fatto a tutti noi. Ma ho colto anche nell'intervento di Giuseppe Vitello, la cui sensibilità io ho colto immediatamente,
loro sono persone speciali, ha detto bene, non è importante la vista degli occhi quanto è importante la vista del cuore. E Giuseppe ha una vista del cuore che è molto molto più elevata della nostra vista degli occhi. Sono sicuro che in quel bellissimo documentario ha percepito tante più cose di quelle che noi abbiamo percepito, ma lo ringrazio perché nel suo intervento ha richiamato il nostro dovere di essere presente laddove ci sono delle differenze. E colgo l'occasione, ne parleremo poi meglio nel corso della visita, per dirvi che, voi lo sapete, ne abbiamo parlato quest'anno, avevo pensato a un tema che poi anche grazie al Covid si è dimostrato più molto molto attuale, quello delle disuguaglianze e delle diversità, che voi capite non è un tema regionale, non è un tema nazionale, è un tema mondiale, è un tema che attraversa l'umanità, perché sempre, da che esiste l'uomo, ci sono state le differenze e ci sono state le diversità. Ma noi abbiamo l'obbligo di far diminuire le differenze che sono un disvalore e di fare aumentare le diversità, di implementare il bello delle diversità. E mi è piaciuto molto quello che ha detto Giuseppe Vitello, perché ha inquadrato questo service bellissimo, utile, che è stato fatto da questo club proprio nell'ottica di dover favorire queste diversità perché non diventino e non siano mai differenze. Quindi quest'anno sarà un anno dedicato particolarmente a questo, e capite che non c'è nessuna novità, perché se il pannello tattile si è fatto anche l'anno scorso, significa che anche l'anno scorso abbiamo ragionato in questi termini. Ma perché allora io vi voglio portare questo tema sulle diversità e sulle disuguaglianze? Per il semplice fatto che vi voglio invitare a mettere testa e cuore in quello che facciamo. Cioè ragioniamo su tutto quello che noi andiamo a fare. Mettiamo la testa, mettiamo il cuore, ci accorgiamo di tutto quello che facciamo, di quanto facciamo e del bello che facciamo, perché da questo ne viene fuori l'orgoglio di essere Lions e l'orgoglio dell'appartenenza a questa grande associazione che non ci deve lasciare mai. È stato detto il nostro avvicendamento di un anno, e io capisco il sindaco, non si deve neanche scusare, l'avevo salutata, lei prima non c'era e colgo l'occasione per risalutarla con la deferenza che meritano i sindaci in questo momento, perché siete presidi sul territorio e perché apprezzate sempre di più la nostra presenza accanto a voi. Noi abbiamo ben inteso, lo ha detto anche l'immediato PAST, che è strategico, che è fondamentale lavorare insieme. Voi ce lo consentite perché ci riconoscete, voi ci date la possibilità di aiutarvi perché ci riconoscete soggetti attivi sul territorio. Questa è una cosa bellissima e la sua presenza qui ci onora tanto ed è motivo di lancio di un impegno che deve continuare, che deve essere implementato non tanto e non solo per il rapporto personale che può essere anche piacevole con il sindaco, ma quanto per il rapporto forte con le istituzioni che è necessario per dare migliori risposte ai bisogni. Quindi io la ringrazio molto, noi la ringraziamo molto perché ci mette in condizioni di servire meglio e di dare risposte, che poi è il senso della nostra presenza qui oggi, è il senso della nostra presenza nella nostra associazione. E in questo avvicendamento io desidero ringraziare anche un altro Lion, il presidente di zona dell'anno scorso, Carmelo Vitello, che quest'anno è delegato a sé un service molto molto delicato e a cui tengo e che sono certa svolgerà in maniera encomiabile, come sa fare bene lui le cose. Vedete, l'avvicendamento non deve portare mai, io l'ho detto prima alla signora che mi ha cortesemente intervistato, non deve portare mai
a momenti di competizione, non deve portare mai a scontri, non deve portare mai a avere, diciamo, a dover correre per dimostrare sempre di più, per dimostrare di essere migliori, per dimostrare. Dobbiamo portare noi stessi con molta naturalezza, con molta tranquillità, con molta generosità, mostrandoci con grande umiltà. Ognuno ha i suoi punti di forza, ognuno ha le sue debolezze, ci dobbiamo mostrare come siamo e dobbiamo mostrarci a cuore aperto come siamo, senza dover assolutamente porre in essere infingimenti che poi escono alla luce del sole e poi alla fine non diamo esempi positivi. Io sono certa che quest'anno si continuerà a lavorare bene come è stato fatto l'anno scorso, sono certa che chi si avvicenda saprà cogliere il testimone di tutto il bello che è stato fatto fino ad ora e che da qui si parte, perché quando il prossimo anno io lascerò il testimone a chi verrà dopo di me, possiamo dire di avere lasciato un tassello di buon esempio, di buone azioni e soprattutto di gentilezza. Io sono molto grata a tutti voi Lions perché quest'anno avete condiviso con me una richiesta che vi ho fatto. Usate tutti, chi vuole comunicare, usate la carta intestata del distretto e lo state facendo tutti. Ma sapete perché ve l'ho chiesto? Non tanto e non solo per quella omogeneità di immagine che è sempre piacevole per contraddistinguerci, perché ormai quando vediamo la carta dico se è uno di noi, no? Ci riconosciamo, ma quanto perché nel margine sinistro di questa carta molto discretamente c'è un messaggio che noi dobbiamo lanciare. La gentilezza è fondamentale. Io questo l'ho vissuto nella mia vita sempre, mi ha sempre ripagato questo motto, e quando il giudice che avrebbe dovuto assumere l'incarico a presidente internazionale lanciò questo motto, mi si riaprì il cuore, ho detto io questo motto lo metto nel mio guidoncino. Bene, questo presidente non ha avuto la fortuna di poter prendere quell'incarico e questo messaggio forte che lui voleva lanciare, che a me era piaciuto tanto, è rimasto lì perché poi si è riconfermato Choi e avete visto che è stato usato il motto di Choi. Io ho voluto dare nel mio distretto senso a questa frase che ho vissuto nella mia vita e che auguro a tutti di vivere nella loro. Usiamo la gentilezza, perché quanto si ottiene con quello non si ottiene con niente. Allora smettiamo di arrovellarci sulle piccole cose, giriamo l'ostacolo perché la morbidezza ci aiuta. Noi siamo servitori, noi siamo una leadership servant leadership, questo è il modello. Mi rivolgo a tutti i presidenti, abbiate pazienza con i vostri soci, coinvolgeteli, portateli accanto a voi, fateli lavorare, nessuno si disperda, nessuno si sente inutile, nessuno senta di non avere un ruolo nel club. E ho apprezzato molto Emanuele Farrugia perché ha annunciato una prossima iniziativa che vede coinvolti Leo e Lions. Bene, quest'anno ancora continueremo a portare avanti la strategia dell'inclusione e della condivisione del servizio Leo Lions e ci siamo detti che non dobbiamo, il nostro obiettivo deve essere quello di non perdere un solo Leo, perché dobbiamo averli tra noi, perché loro sono la linfa vitale, perché sono soci già formati, perché ci daranno entusiasmo. Noi gli possiamo dare la nostra esperienza, loro ci daranno il nostro entusiasmo, insieme riusciremo a servire meglio le persone. Io non mi dilungo, vi ringrazio per avermi dato questa opportunità di essere qui con voi, spero di poterci tornare presto, vi abbraccio tutti e vi auguro buon pranzo.